Montenegro sta per entrare nella NATO, ma la decisione nel piccolo stato adriatico è contestata dalle opposizioni. In Ungheria divampa la polemica per un eurodeputato dell'estrema destra sospettato di essere una spia di Putin. I giornalisti in molti paesi sono sempre più in pericolo. A Trento nasce un osservatorio sulla libertà di stampa. L'agricoltura in Grecia ha ammortizzato le conseguenze negative della crisi, ma ora soffre per la congiuntura mondiale. È stato rinnovato il Museo della Risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di sterminio nazista in Italia. Mentre per il Montenegro si profila un governo tecnico con Milo Đukanović, l'uomo che governa il paese quasi ininterrottamente da un quarto di secolo, sempre più contestato anche dalla piazza, lo Stato un po' più grande della Campania, con i suoi 620.000 abitanti, è prossimo a entrare nella NATO. A capo dell'esercito di circa 2.000 uomini, la ministra Milica Pejanović, ingegnere elettronico abituata a ricoprire ruoli che in una società tradizionalmente maschilista spettano agli uomini. I timori iniziali ci sono stati, ammette, ma sono stati spazzati dal rollino di marcia imposto dal governo Đukanović, determinato a firmare il protocollo di adesione entro aprile. Gli stati della NATO dovranno quindi ratificare il protocollo e conto che nella primavera del 2017 il Montenegro sarà membro a pieno titolo dell'Alleanza Atlantica. Vivendo nei Balcani e sapendo cosa è accaduto negli anni 90, siamo tutti consapevoli dell'importanza di lavorare per la stabilità e la sicurezza della regione e il Montenegro, diventando membro della NATO, può contribuire in questo senso, perché la stabilità e la sicurezza sono condizioni imprescindibili per lo sviluppo economico e culturale di regioni intere. Ecco perché il paese, che nel 1999 assieme alla Serbia fu bombardato dalla NATO, ora vuole entrare nell'Alleanza Atlantica. I ricordi delle vittime di 16 anni fa però sono ancora vivi. La componente serba, festeggiando il Capodanno ortodosso, ha continuato la raccolta delle firme per il referendum contro la NATO. Un referendum voluto anche da molti partiti dell'opposizione, tra questi la Nuova Democrazia Serba. Non credo quella della NATO sia una buona strada per il Montenegro e sono convinto che la maggioranza la pensi così, perché il Montenegro è un paese piccolo con qualche centinaio di militari e non rappresenta una minaccia per nessuno. Né siamo minacciati da alcuno da dover entrare in una coalizione militare così imponente. Bisogna considerare anche i rapporti economici con la Russia, che dal 2006 ha portato al nostro paese 2 miliardi di investimenti oltre alle centinaia di migliaia di turisti. Adottando le sanzioni nei confronti di Mosca in seguito ai fatti della Crimea c'è già stato un calo di turisti russi e sicuramente Mosca, che vive l'adesione montenegrina alla NATO come una provocazione, non incoraggerà i propri cittadini a venire qui. Una questione di democrazia il referendum, anche secondo Miodrag Lekic, ex ambasciatore jugoslavo in Italia, da anni deputato a Podgorica, che ha fondato il partito Demos. Io sono sicuro che la maggioranza in Montenegro è per un referendum di risolvere una soluzione migliore quando c'è un grande dilemma nel paese su un argomento risolvere attraverso referendum. Il nodo per indire il referendum è di natura giuridica, perché le firme necessarie ci sono, come anche l'adesione di un terzo dei parlamentari, ma la proposta referendaria in Montenegro per arrivare alle urne deve essere votata anche dalla maggioranza del Parlamento, come dire che se un referendum non è gradito alla maggioranza non si fa. Crea un grande imbarazzo questo tentativo del governo di evitare il referendum. Crea anche imbarazzo che alleati occidentali dello stesso NATO non fanno una influenza di risolvere in questo momento. Intanto il Montenegro rimane fuori dalla rotta balcanica dei migranti, ma forse con l'entrata nella NATO il suo avvicinamento all'Unione Europea potrebbe diventare più interessante anche per questi flussi. Un'ipotesi che la ministra della Difesa non esclude del tutto, ma assicura che in quel caso sarà adottato un piano di emergenza seguendo le indicazioni di Bruxelles. Linee non sempre omogenee, ricordiamo, quindi nel piano di emergenza potreste anche prevedere le barriere tecniche, come si chiama il filo spinato in Ungheria e Slovenia? Non ci troviamo assolutamente in questa situazione e comunque ci coordineremo con l'Unione Europea e i nostri vicini, ma il coordinamento di Bruxelles rimane essenziale. La
L'accuse di quelle gravi, persino infamanti: aver collaborato con servizi segreti stranieri russi, in questo caso in qualità di rappresentante del proprio paese nel Parlamento europeo, un sospetto che pende sulla testa del magiaro Belo Kovač a Bruxelles e Strasburgo dal 2010. Kovač è un esponente politico di Jobbik, il partito di opposizione di estrema destra che tanto ha fatto discutere per le sue posizioni ultranazionaliste, anti-rom e antisemite. Il deputato e l'accusa della procura di Budapest avrebbe collaborato fattivamente con gli 007 di Putin per fornire informazioni ottenute anche grazie al proprio ruolo nelle istituzioni europee. Gabor Horvat del giornale Nefsa Batzag traccia un profilo di Kovač. Ha studiato e lavorato in Russia ancora quando era Unione Sovietica, parla russo, ha buoni contatti con esponenti relativamente importanti nel governo russo e grazie a tutto ciò è certamente riuscito a portare finanziamenti nei primi giorni di Jobbik. Sembra che abbia mantenuto relazioni segrete con diplomatici di Mosca e quando era già sotto sorveglianza pare abbia provato a fuggire dalla polizia passando da un mezzo pubblico all'altro, come nei film. So it was like in the movies, spy movies. La popolarità di Jobbik è in crescita da anni ed è ormai stabilmente tra il 10 e il 20% dei consensi. Il partito è tra i più filorussi nel vecchio continente e chiede l'uscita dell'Ungheria dall'Unione Europea. Kovač stesso è stato tra gli osservatori del referendum per l'annessione della Crimea alla Russia, attestando la correttezza della consultazione. Nonostante il fascicolo della Procura di Budapest sia segretato, sono trapelati alcuni particolari. It turns out that Sembra che non sia sospettato di essere una spia, ma sia accusato di aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'Unione Europea. È accusato di aver passato documenti alla Russia, ma non documenti segreti. Non si tratterebbe dunque di spionaggio. Il deputato europeo nega ogni addebito e parla di un'inchiesta architettata d'arte perché resa nota poco prima delle elezioni europee del 2014 che lo videro peraltro rieletto. Lo stesso Parlamento di Bruxelles e Strasburgo ha avviato un'indagine. Lo scorso ottobre l'emiciclo ha rimosso l'immunità del parlamentare come richiesto dallo stesso Kovač, che intende fare chiarezza di fronte a un giudice ungherese. Il partito lo ha sempre difeso. Se ritenuto colpevole, Kovač rischia una pena fino ad 8 anni di carcere. Potremmo essere in grado di capire se la Russia finanzia questi partiti di estrema destra in Ungheria e in Europa. È una cosa grossa, più politica che criminale. Il governo ungherese ha tutto da guadagnare da questa vicenda. Avere un partito rivale forse al soldo di una potenza straniera può solo rafforzare la posizione del partito conservatore fondato da Viktor Orban, nonostante sia esso stesso considerato in Europa tra i più vicini alla Russia, come dimostrano gli accordi per l'ampliamento dell'unica centrale nucleare dell'Ungheria. In Croazia, primo scandalo per il nuovo governo di centrodestra. Il premier Tihomir Orešković, un manager con passaporto canadese, ha accettato le dimissioni del responsabile del Ministero dei Veterani di Guerra, Miro Crnoja. Il portale di notizie Index ha pubblicato un'inchiesta su come Crnoja ha falsificato il suo certificato di residenza per ottenere benefici pubblici. Azerbaigian 2015. La giornalista indipendente Ismailova viene arrestata e poi condannata. Le sue inchieste hanno toccato da vicino la famiglia del presidente Aliyev e non sono piaciute. Ankara, Turchia, 10 gennaio di quest'anno. I giornalisti manifestano contro il governo Erdogan che ha un controllo quasi totale sui media. La gente scende in piazza per difendere il diritto di informare ed essere informati. Certo, la Turchia sta bruciando ogni record, ma il paese, anche in Europa, è in buona compagnia. Parliamo dunque di libertà di stampa. Per avere un quadro preciso, il più possibile completo di quale sia lo stato dell'arte, in particolare in Europa, è nata una piattaforma online. Il sito si chiama Resource Center per la libertà dei media ed è stato ideato, tra gli altri, dall'Osservatorio Balcani e Caucaso di Rovereto.
Classifiche mondiali come quella di Reporter Senza Frontiere, l'indice sulla libertà di stampa nel mondo, ci dicono che nel 2014 l'Unione Europea, intesa lo spazio europeo in senso ampio, quindi l'Unione Europea, Paesi membri, Paesi candidati, sono proprio quella regione che ha visto il peggioramento più vistoso in termini di libertà di stampa. Resta una regione dove le tutele reggono ancora bene, però minacce, intimidazioni, ostacoli alla libera professione e alla libera informazione restano in deciso aumento. Questo ha a che fare tanto con motivazioni di tipo politico, laddove i governi abbiano una stretta repressiva verso la professione giornalistica. Abbiamo visto questo negli scorsi mesi in Turchia, a partire dal mese di giugno, e anche nelle ultime settimane in Polonia, con la volontà del nuovo governo di controllare la televisione pubblica. Dall'altra parte possono anche avere ragioni di tipo economico-finanziario. Nel caso della Grecia, che per via di 5 anni di crisi economico-finanziaria è calata dal 35° al 99° posto. Ci sono storie che non devono essere raccontate. Chi lo fa rischia la vita. Un'altra minaccia alla libertà di stampa viene dalla criminalità organizzata. Un esempio l'abbiamo proprio in casa, in Italia. Queste immagini sono tratte da un ciclo di trasmissioni che la RAI dedica ad alcuni casi di giornalisti italiani perseguitati dalle organizzazioni criminali. Vivono con la scorta, sono minacciati di ritorsione e morte. Solo nel 2015 ci sono stati 297 casi. E poi c'è il web. Si vede come sull'online, su internet, ci sia la possibilità per giornalisti che cercano modalità nuove di informazione di ritagliarsi degli spazi, di creare dei progetti alternativi, e questa cosa la vediamo in Grecia, in Montenegro e in altri paesi della regione. Tra i maggiori problemi per la libertà di stampa è appunto sapere chi possiede i media e anche il fatto della concentrazione in pochi oligopoli, grossissimi gruppi editoriali. In modo crescente è un rischio che corre anche lo strumento, il media online. È online anche la lista nera di persone non grate recentemente pubblicata dall'ambasciata dell'Azerbaigian in Italia. Si tratta di una lista che contiene i nomi di 38 cittadini italiani per ora, ma è una lista in espansione. Fra questi nomi, che comprendono più che altro giornalisti, quindi persone impegnate nel campo dell'informazione, c'è anche il nome del nostro corrispondente dall'Armenia, Simone Zoppellaro. In seguito alla pubblicazione della lista, il nostro corrispondente per primo, ma come lui molte altre persone i cui nomi vi compaiono, hanno ricevuto minacce online e sono stati oggetto di articoli diffamatori sulla stampa azera. Ha mostrato segnali di crescita nel periodo più buio della crisi. Ora però un'ondata di tasse sommata alla congiuntura geopolitica rischia di affossare uno dei settori più dinamici dell'economia greca, l'agricoltura. Il comparto è stato in grado di generare 40.000 posti di lavoro negli anni in cui imprese ed esercizi commerciali chiudevano i battenti. Fiorivano gli orti sociali e le facoltà di agraria triplicavano le iscrizioni. Ci sono molte persone che avevano abbandonato la campagna ed erano venute a lavorare qui ad Atene come impiegati o commercianti. Con la crisi economica sono tornati a coltivare i terreni dei loro padri, ma per loro ora è diventato tutto doppiamente difficile. Non hanno le competenze che abbiamo noi che facciamo questo lavoro da sempre e in più devono sopportare una pressione fiscale asfissiante. Per gli agricoltori l'acconto IRPEF passa infatti dal 27,5 al 55%, mentre l'imposta complessiva sul reddito sale dal 13 al 20 per attestarsi al 26% dal 2017. Il governo greco è convinto del fondamentale apporto del comparto agricolo per la ricostruzione del paese. È il settore che deve procedere più spedito. Ci saranno sicuramente delle ripercussioni negative dovute agli accordi con i creditori internazionali che ci hanno costretto a innalzare la pressione fiscale. Il nostro obiettivo è arrivare a una rinegoziazione che permetta di ridurre le tasse a coloro che svolgono esclusivamente l'attività agricola e incrementarle per chi lavora nei campi come seconda attività. All'impennata delle tasse si aggiunge l'embargo sull'agroalimentare, deciso dal Cremlino come reazione alle sanzioni internazionali per l'annessione della Crimea.
Effettivamente l'embargo russo ci sta creando non pochi problemi. Molte aree, soprattutto nella parte occidentale del paese, basavano la propria economia agricola sulle esportazioni verso Mosca. Quando il mercato è stato chiuso per reazione alle sanzioni europee, i produttori si sono trovati in grande difficoltà. Non abbiamo avuto il tempo di reagire con prontezza, ma ora stiamo cercando altri sbocchi commerciali. È comunque necessario che Europa e Russia rivedano le proprie posizioni, anche perché ad essere penalizzati sono tutti i paesi del Mediterraneo. A deteriorare ulteriormente il quadro l'aumento delle tasse sul gasolio per uso agricolo. Per 1000 litri ora ci vogliono 200 euro. Fino a un anno e mezzo fa bastavano 66 euro. Dal prossimo 1° ottobre ce ne vorranno 330. L'incremento del prezzo del gasolio sarà scaricato poi sui suoi clienti, sui prezzi dei prodotti finali. Certamente, non possiamo pagare di tasca nostra il prezzo del carburante, quindi lo scaricheremo sul prezzo dei prodotti. Cercheremo di farlo con attenzione, ma bisogna capire che qualsiasi incremento dei costi di produzione, che sia per il gasolio o per i fertilizzanti, ricadrà sulle tasche dei consumatori. Purtroppo è così, non abbiamo alternative. Una nuova fiammata dell'inflazione sembra dietro l'angolo. Lo stipendio medio di un greco resta invece congelato a 700 euro al mese. Si è conclusa la 27ª edizione del Trieste Film Festival, la più importante rassegna dedicata alla cinematografia dei paesi dell'Europa orientale. 10 giorni di proiezioni con in programma fiction, documentari corti e animazioni. Ad aprire il festival è stato Sole Alto del croato Dalibor Matanic, già premiato dai critici cinematografici al Festival di Cannes. Durante il festival sono stati organizzati anche incontri tra autori e produttori di diversi paesi per concordare possibili collaborazioni, soprattutto nella ricerca di fondi europei per la realizzazione delle pellicole. Mio padre era capofamiglia certamente e lavorava come muratore. Perché siete stati deportati? Siamo stati deportati perché io come partigiano e poi hanno preso mio padre e hanno portato via quasi tutta la famiglia. Indelebile quanto accaduto a Trieste in quel novembre del 44, Riccardo Goruppio, oggi sulla soglia dei 90 anni, ricorda tutto perfettamente. Lo incontriamo alla risiera di San Saba a Trieste, unico campo di sterminio d'Italia, e ci racconta che aveva appena 16 anni quando fu deportato, poi il trasferimento in diversi campi, il duro lavoro, il freddo, l'assenza di cibo, infine la morte del padre Edoardo, ormai senza forze, con una polmonite fulminante. Mi ha detto: guarda, uno di noi deve ritornare. Io certamente no, ma tu devi ritornare, perché devono sapere dove eravamo. E lui così ha fatto, una vita di memoria e di testimonianza la sua, ma non tutte le storie hanno potuto essere così raccontate. Ed è proprio per non dimenticare che Dunia Nanotti, insegnante di lettere al liceo sloveno di Trieste, appassionata e storica e presidente dell'associazione ex deportati, ha deciso di andare alla ricerca di chi, morto in campo di concentramento, non ha potuto testimoniare. Chiaramente a me dispiaceva che le storie che avevo trovato in testimonianze di sopravvissuti, tracce quindi di persone che non sono tornate, rimanessero lì, e ho cominciato a leggere un po' a tappeto e mettere insieme biografie, fotografie e naturalmente anche ricordi che persone che hanno potuto scrivere o che hanno potuto testimoniare hanno raccontato su coloro che chiaramente nel 1945 non c'erano più. Un lavoro scrupoloso e minuzioso in collaborazione con l'archivista Draghi Zaule, alla ricerca di documenti certificati che testimonino la vita di queste persone scomparse perché, dice Dunia, non sopporto l'idea che vengano dimenticate. Si trovano tracce, magari come mi è capitato nella deposizione di una signora per il processo della risiera di San Saba. Citava un ragazzo ucciso in risiera, un ebreo di Sushak, e ho seguito la traccia. Oppure una signora mi ha portato il dattiloscritto, la storia di suo papà che è stato deportato con suo fratello che è morto a Buchenwald. E si commuove nel raccontarci la storia di Franz Segulin, segretario del Partito Comunista Sloveno di Trieste, ucciso in risiera. Dopo le torture scriveva lettere d'amore alla sua innamorata, Majda Dekleva.
Ti sogno e sono felice. Quanto erano belle le ore che rubavamo solo per noi. Allora ti stringevo a me e mi addormentavo felice, come se fossi altrove e non su questo inquieto pianeta. Mia amata, non temere, il futuro sarà una splendida primavera. Il mio sogno è grande, se vogliamo riportarli in vita, cioè fare un atto anche di giustizia, quindi sono persone che non vanno dimenticate. La Risiera di San Sabba per la prima volta in 40 anni rinnova la sala espositiva interna, l'abbiamo visitata in anteprima, è un cantiere ma si intravedono pannelli luminosi e maxi schermi. Prima mancava un progetto di partenza, stavolta credo che riusciremo a chiarire la storia della Risiera e del contesto storico in cui la Risiera si è sviluppata utilizzando linguaggi tradizionali e anche tecnologicamente evoluti.